Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Questa è l'ultima trasmissione dell'anno che evidentemente è sempre cadenzato su la mia professionalità di base, anno 2026-2027, perché luglio e agosto io non ci sarò e riprenderò a settembre. Peraltro nella trasmissione invece Cultura Popolare o Cultura Popolare Italiana ci sono ancora e vi preannuncio che sarà ospite Maria Teresa Baldini per l'ultima volta, cara amica e diciamo corrispondente di pensieri, che verrà intervistata appunto da me lunedì alle 16. Per questa ultima trasmissione 25, ho detto 25-26, sì, perché il 27 è ancora lontano fortunatamente, 25-26, io ho scelto di parlare di un libro che mi è piaciuto molto, a firma di Angela Pellicciari. Intanto chiedo conferma a Natalia, si sente bene? Perfetto Andrea, sì. Perfetto. Allora, Angela Pellicciari è una studiosa, docente, universitaria e anche liceale in passato, ma soprattutto una grande interprete della storia del cristianesimo. La posizione della Pellicciari è diventata molto nota una ventina circa d'anni fa, quando appunto ha cominciato a fare una riflessione molto importante sulle radici autentiche del cristianesimo in chiave di difesa della tradizione e di primo allarme nei confronti di un rischio da parte del cristianesimo di essere assediato da altre religioni, soprattutto dall'Islam. E arriviamo anche proprio all'argomento di questo libro, ma vi volevo dire che proprio questa radio, quando non si chiamava ancora Libertà, ospitò diverse volte il sabato mattina Angela Pellicciari, intervistata dalla sempre compianta Silvia Sanzini, che era molto attenta a questi argomenti e chiedeva appunto alla professoressa Pellicciari allumi su diciamo, l'andamento progressivo che stava pigliando sia il mondo ecclesiastico che diciamo, la folla dei fedeli in relazione al progressivo erodersi del potere mistico, diremo così, della stessa comunità ecclesiale e progressivo aumento, già allora, pensate un po', di spunti, accenni, comportamenti di natura filo islamica, sempre intendendo appunto che non è tanto la religione in se stessa la radice del male quanto il modo con cui, è vero, purtroppo il mondo islamico si sta comportando per riuscire in pratica ad aggirare e raggirare l'intera comunità ecclesiale ed ecclesiastica, prendendo sempre più un potere che rischia di minare le radici e le tradizioni non solo della civiltà cristiana, ma anche del mondo che è stato costruito sulla civiltà cristiana, un mondo libero, un mondo fondamentalmente attento ai valori della dignità, soprattutto della donna, il nostro, e pieno di risorse, almeno fino a qualche tempo fa, che facevano intendere quanto fosse importante seguire una linea che fosse ispirata alla vera libertà. Adesso è uscito da qualche anno, devo dire, ma sicuramente vale la pena parlarne, anche perché purtroppo, per esempio, Silvia Sanzini non è più in questo mondo, parlarne in maniera accurata. Si tratta appunto del libro Una storia unica, da Saragozza a Guadalupe, edizioni Cantagalli. È un libro
di circa 150 pagine in cui la Pellicciari racconta la storia di liberazione dal rischio islamico e di attenzione a un culto speciale che è il culto nei confronti della Madonna, che dal Medioevo, alto Medioevo, per arrivare fino praticamente ai nostri giorni, è riuscito ad accompagnare una progressiva difesa nei confronti di religioni altre o anche di forme eretiche, ma soprattutto dell'Islam. La Spagna, da questo, secondo la Pellicciari, è un modello. Certo, ovviamente non la Spagna di adesso, non la Spagna che è guidata da Sanchez e fa entrare dentro i confini del regno una serie impressionante di persone, con conseguenti conflitti che non sono tanto dei conflitti etnici, ma proprio dei conflitti religiosi, tenuto conto che ancora oggi comunque la religione cristiana in Spagna è seguita secondo delle linee che appartengono anche alla tradizione. Questo libro è un libro da leggere con calma, 150 pagine non sono tante, ma vi si celebra il trionfo di una nazione. Certo, non è facile da italiani parlare bene della Spagna storica, però noi dobbiamo considerare che le affinità sono tante e anche la possibilità di prendere spunto da alcune intuizioni che il mondo iberico ha avuto. La Spagna è riuscita a liberarsi dall'oppressione musulmana soprattutto nel periodo medievale e tardomedievale e protomoderno, difendendo accanitamente il suo patrimonio, il patrimonio di cultura, il patrimonio di civiltà, che è stato ereditato dal periodo romano. E il cristianesimo riesce a scoprire e conquistare anche nuove terre, come per esempio l'America Latina, in cui esporta la sua efficiente organizzazione amministrativa e attua una riforma della Chiesa. Tutta la parte del libro dedicata all'America può essere anche opinabile, però la sincerità e la profondità della Pellicciari sta nel riportare idee anche diverse, per esempio appunto linee di pensiero da parte del mondo spagnolo, una che riteneva gli indios portatori di una colpa originaria e l'altra appunto di semplice ignoranza e quindi in qualche modo degna appunto di essere istruita sotto un certo punto di vista. Sappiamo tutti poi di certi eccessi e che sono stati raccontati anche dal film Mission, e qui non c'è niente da nascondere. Ma il ruolo primario di questa storia, sottolinea la Pellicciari, è stato registrato da una coppia di persone eccezionali, i due re cattolici, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona. E certo già dai titoli di lei e di lui capite che la Spagna nasce, molto importante ricordarlo, nasce dalla fusione di due mondi. Il mondo aragonese, che comprendeva anche tutta la Catalogna e parte della costa fino a Valencia e le isole Baleari, e il mondo castigliano, che è il resto della Spagna. Due mondi molto diversi, in effetti, sono ancora oggi diversi, e attorno ai quali
questa radio ha elaborato comunque alcuni pensieri che sono di libertà, di identità. Chi ha a cuore l'identità non può accettare il fatto che la Catalogna non possa raggiungere quei livelli di autonomia, non dico di indipendenza assoluta, ma di autonomia che competono. Ma questo discorso, per la Pellicciari, che pur lo conosce molto bene, e che lo declina anche in termini di cristianità, del resto abbiamo visto adesso il Papa andare proprio in Catalogna e parlare catalano, ma questo discorso non intacca la scommessa di questo matrimonio, che è una scommessa epocale, è una scommessa che sancisce al tempo stesso la vittoria sul mondo musulmano e la diffusione del cristianesimo oltremare. Però nel libro della Pellicciari la vera protagonista, più che i due re, è la madre di Dio, in quanto tutte le scelte che sono state fatte anche prima dei due re cattolici e successivamente fanno capo a dei centri di fede che sono legati a Maria. Il primo è Santiago de Compostela, appunto in cui è la Vergine a decretare appunto la vittoria di San Giacomo che riposerà per sempre nel campo stelle, nel campo stellato. È un argomento che avevamo cercato già di affrontare, non è facile, però il nome è estremamente significativo, è giusto saperlo per chi vuole arrivare fino, attraverso il cammino riproposto stato il recente film di Zalone, fino a Santiago. C'è di mezzo una sorta di egida celeste. Nel campo delle stelle nasce una proposta, nel momento stesso in cui San Giacomo attende i pellegrini, ma anche interloquisce con un'altra importante Maria, che è la Virgen del Pilar, Saragozza. Infatti il sottotitolo del libro, appunto, è Da Saragozza a Guadalupe. È molto importante anche la Virgen del Pilar, che si visita normalmente appunto nella capitale aragonese, che praticamente incoraggia la stessa volontà di costruire una cappella che diventerà famosa. Ma la Virgen del Pilar apparirà anche a un indio in tempi più vicini a noi, Juan Diego, a Guadalupe, in Messico, e appare come colei che schiaccia il serpente, immagine tradizionale della fede nella Madonna, che appare anche in alcune chiese in Italia. E questo nel 1531. È un filo sottile, secondo la Pellicciari, che lega Saragozza, Santiago de Compostela e Guadalupe. Un lungo filo in cui si trovano tutti coloro che sono stati evangelizzati e anche, ovviamente, qualcuno diventato santo. Ma il periodo d'oro della fede e della difesa dal mondo musulmano rimane quello della Reconquista. Avrete sentito, perché le parole sono importanti, no? Avrete sentito i giorni appena trascorsi un programma
che è stato emesso da alcuni movimenti o da alcune associazioni culturali, che si intitola Remigrazione e riconquista o reconquista, naturalmente alla spagnola reconquista. Qual è il concetto di riconquista, di riconquista? Parte dal fatto che, come avvenne in Spagna, il territorio europeo è stato conquistato, nella fattispecie in Spagna, fra la fine del primo millennio e l'inizio del secondo millennio, è stato conquistato dal mondo musulmano. Certo, non è facile oggi parlare di braccio di ferro. Vorrei non farlo, ma purtroppo la storia è maliziosa e ci ripropone anche oggi questo braccio di ferro. Ce lo ripropone in una forma diversa, perché è evidente che la conquista musulmana medievale della Spagna, partendo dall'Africa settentrionale, chiedo ancora, per queste ultime trasmissioni abbiate pazienza, c'è anche il caldo che influisce. Si sente ancora tutto bene, Natalia? Sì, benissimo Andrea. Benissimo. Allora, la conquista medievale della penisola iberica avvenne in termini prevalentemente militari. Naturalmente seguì una islamizzazione del territorio che, come qualcuno sostiene, è vero, comportò anche alcuni progressi in agricoltura, ma questo è si direbbe oggi effetto collaterale, ci mancherebbe. Nessuno sta negando che quella civiltà aveva anche degli strumenti per riuscire a creare benessere. Però rimane il fatto che quella civiltà portava avanti come un'onda gigantesca una fede completamente diversa da quella cristiana, e portava avanti dallo stretto di Gibilterra, tutta l'Andalusia, la Castiglia, fino ad arrivare in terra aragonese. E qui scattò una volontà che appunto porterà alla Reconquista, con un personaggio che tutti ricordano in Spagna e che una volta si studiava anche a scuola nel Cantar del Cid, in epica, perché l'epica era una materia che permetteva di rivedere la storia dall'antichità ad oggi attraverso dei poemi che erano stati fatti in onore di personaggi, da Achille appunto al Cid Campeador. Il Cid Campeador era un personaggio originario di Burgos che riuscì appunto a rimandare quest'ondata musulmana verso sud e quindi in qualche modo a dare origine e forma alla famosa Reconquista. Allora ritorniamo alla battuta: remigrazione e reconquista. Mentre remigrazione sembra una formula legata più che altro all'immigrazione in senso lato, che ovviamente può essere anche non musulmana, o che comporta anche elementi e fattori di altre fedi o di altri orientamenti. Ma quando si parla di reconquista, il riferimento è diretto alla fede cristiana. Se è scattata questa molla, se oggi anche in Italia o in Francia o in Inghilterra si parla di reconquista, vuol dire che oramai in formule, soluzioni, comportamenti, strategie molto diverse da quelle di allora, ma è stata attuata una infiltrazione a base musulmana.
che evidentemente si è appalesata e concretizzata in moschee, luoghi di culto, associazioni, richieste varie, comportamenti che hanno piegato alcune parti anche del nostro paese e di quello spagnolo e francese a un'accettazione di gusti di cibi, quindi poi prassi alimentare, prassi religiose, feste, Ramadan, feste varie che, vedete un po', addirittura vengono tollerate o celebrate direttamente, come quando appunto noi assistiamo in Inghilterra e in America, a New York, così ad una presentazione dell'evento da parte delle stesse autorità. È evidente che è stata attuata una strategia diversa da quella di allora, che era frontale, era violenta, ma cari ascoltatori e ascoltatrici, forse perché sarà l'ultima trasmissione del 25-26, non esiste solo la violenza fisica, non esiste solo la violenza fisica che comunque qualcuno, speriamo isolato, ha esercitato ultimamente anche nel nostro paese. Esiste una violenza morale che è sottile, arguta, strategicamente pianificata e che comporta un indebolimento progressivo della fede cristiana o di altre religioni. Ecco, quindi che il libro della Pellicciari, nel momento stesso in cui riflette sulla Reconquista, ricorda quanto poi è stata ardua ed è culminata poi con la vita dei re cattolici, soprattutto nel quello che è stato il piccolo regno di Granada, che poi ovviamente era legato alla Castiglia, ma era l'arroccamento definitivo del mondo cristiano rispetto a quello musulmano. Peraltro con retaggi che chi va a visitare Granada può vedere ancora oggi, come la famosa moschita, cioè mezza moschea, una moschea un po' cristianizzata. Qualcuno parla di fusione mirabile fra cristianesimo e islamismo, va bene, ma non so se nella conquista attuale si arriverà a una fusione mirabile o una progressiva vittoria di arte, architettura, comportamenti di ispirazione musulmana. Ora, appunto, il libro è interessante perché, al di là ovviamente dell'enorme fede palese della Pellicciari, che uno può condividere o meno, c'è il riferimento sempre alla fede, quindi alla devozione mariana, con, abbiamo detto, il discorso di Santiago, di Saragozza e di Guadalupe. Sono apparizioni o vicende storiche che però hanno sempre segnato l'inizio di una nuova era che ha comportato, con errori anche palesi, sbandamenti e abusi da parte dello stesso cristianesimo, ma hanno comportato la salvezza del mondo cristiano. E quindi l'idea che si accende anche per quelli che parlano di Reconquista ora è quella appunto di attuare in termini di ispirazione liberal democratica, che è la nostra vera arma, e di attuare forme legislative, amministrative e che possano frenare questo nuovo boom che si sta verificando, in modo tale appunto che l'Occidente e tutto quello che è legato in termini osmotici, ecco, tra fede e libertà, fra fede e dignità, risulti ancora vittoriosa.
Certo, so che qualcuno dice, ma lo so, qualcuno che anche ci sta sentendo, una minoranza, dirà, ma chi se ne frega? No, signori, non possiamo permetterci di dirci chi se ne frega. Un atteggiamento di menefreghismo e di leggerezza. Non possiamo permetterci tutto questo. Ma certo, poi ragionamenti ancora più egoistici del tipo, ma non so quanti anni mi rimangono, comunque a me tutto quello che succederà dopo, li ho sentiti. E li ho sentiti, queste battute le ho sentite anche da persone che si considerano perfetti cristiani, che vanno a messa tutte le domeniche, sia chiaro, no? Li ho sentiti anche da loro. E mi sono venuti i brividi, perché la prima legge del cristianesimo è quella di salvare il futuro, non il passato che è passato, non il presente che può avere macchie, dolori e limitazioni, ma il futuro, perché è sul futuro che una forma appunto di fede cristiana, di ispirazione al tempo stesso liberale e tradizionale, fonda la sua essenza, la sua forza, la sua scommessa, la sua vera e autentica dignità. Adesso chiedo il break alla nostra Natalia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. in quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. A te la linea, Andrea. Grazie. Quindi si tratta di riflettere sulle 150 pagine appunto che potrete portare a casa vostra chiedendo in libreria Angela Pellicciari Una storia unica, da Saragozza a Guadalupe, Cantagalli. Il ruolo di Maria, vi stavo dicendo, per la Pellicciari è fondamentale perché, secondo un passaggio della fede e della teologia cristiana, ci sono alcuni sforzi salvifici, ci sono alcuni comportamenti che servono per salvarsi e difendersi e quindi controbattere le insidie e le protervie che arrivano da fuori, solo grazie alla Madre di Dio. Non che, secondo questa teologia, non che, diciamo così, il Salvatore
non possa compartecipare in qualche modo anche lui. Però la funzione, dice la Pellicciari, fa intendere la Pellicciari, della preghiera o della richiesta particolare appunto alla iconografia mariana, permette appunto di far entrare in gioco delle forze che sono, non dimentichiamolo, sul piano simbolico, l'autentico femminile dell'Occidente. L'autentico femminile dell'Occidente è legato in qualche modo alla Madre di Dio, perché alcune manifestazioni della fede, per esempio dell'Islam, sono lontane anche in termini punitive e repressive dalla libertà della vera femminilità e della vera libertà della vera femminilità espressa appunto da Maria. Santiago de Compostela sicuramente rimane il campo delle stelle, perché, come diceva Cronin, le stelle non stanno a guardare. Le stelle stanno a guardare ma partecipano, e se non stanno a guardare proteggono. È il caso di Santiago. E poi naturalmente Guadalupe in Italia non è molto conosciuta, è una realtà che viene vista lontana, ma che in realtà, in effetti sancisce una forma di difesa rispetto a qualsiasi forma, a qualsiasi realtà oppressiva. Certo, l'ho già detto 10.000 volte, qui non si tratta di imbeversi in maniera misticheggiante in una dimensione che non possono non tutti condividere, quanto di attuare sul piano pratico, sul piano reale, attraverso l'ex e amministrazione, qualcosa che anche in Italia impedisca di veder franare il sistema occidentale. E questo argomento mi introduce poi all'altro che vi volevo portare sulla scuola. È tempo di esami, è tempo di resa dei conti per i ragazzi. Anch'io come docente ho fatto diversi esami di maturità, mi sono reso conto dei pregi e dei difetti di questa performance nostra e loro. Mi sono reso conto appunto di come e quanto la personalità di ciascuno riesce a rendere bene o a non rendere durante gli esami. Però, attenzione, che adesso arriva il fuoco d'artificio. Può avere ancora diritto ad esaminare la maturità dei ragazzi chi, come docente, insegna direttamente o indirettamente che dobbiamo accogliere tutti e che quindi in qualche modo va dato spazio sempre maggiore al mondo islamico, oppure che esercita, come sostengono autorevoli voci anche nei social, che esercita una forma di castigo punitivo ed autopunitivo nei confronti dell'Occidente e dell'Italia, in quanto manifestazione, secondo questi cari colleghi o ex colleghi, di repressione, di ispirazione conservatrice e fascista? Può realmente avere il diritto di esaminare in questa maniera i ragazzi? E qui si scuote la coscienza. Avete sentito, no? In mezzo a tante bandiere pro-PAL,
tante bandiere di varia natura e ispirazione. A Cesena, al liceo di Cesena, è spuntato uno striscione qualche giorno fa. Vedete che non mi devo alterare, ma come si fa? È spuntato lo striscione Italia agli italiani. Certo, io aggiungerei da federalista l'Italia solo a tutti i popoli italiani. Però il riassunto può andare come concetto: l'Italia, intesa anche in senso federale, agli italiani. Che cosa è successo? È successo che i ragazzi che hanno esposto questo striscione in quella che si chiamava una volta Romagna Mia, sono stati puniti. Sono stati fatti oggetto di un 6 in condotta. È qualcosa di vergognoso. Qualcosa di vergognoso. Qualcosa che crea uno stato di spasimo. Ma com'è possibile parlare di libertà da parte loro? Parlare di uguaglianza di diritti, se poi accadono vicende come questa. Mi ricordo che io potevo restare ancora a insegnare qualche anno, ma in virtù della famosa Lex voluta da Salvini ho deciso di andare in pensione a 62 anni. Ma sono andato in pensione perché percepivo in maniera molto forte l'avanzare di questa mentalità, che è una mentalità perfida, che non è degna di una scuola statale che deve accettare tutte le varie visioni del mondo. Ma evidentemente chi difende la propria nazione o il proprio territorio, perché sono sicuro che c'è di mezzo anche la Romagna più autentica, verace, profonda. Chi difende il proprio territorio viene punito. Non solo, ma è stata proposta come mezzo di redenzione. Stiamo qui a parlare della Chiesa Cattolica come repressiva. È stata proposta né più né meno dopo il giudizio del tribunale sovietico, è stata proposta una tesina in più per i ragazzi dal titolo "Noi siamo africani o di origine africana". È la stessa sensazione che abbiamo provato come gruppo Arsenal quando siamo andati al museo di Trento, dove abbiamo sentito parole del genere. Cioè qui praticamente si sceglie una tesi scientifica di base antropologica e la si fa diventare legge. Quindi i poveri cristi sono stati, oltre al danno alla beffa, sono stati condannati appunto a questa forma di punizione che mi ricorda, a proposito di Spagna, l'auto da fé, l'atto di fede. Oh, svegliamoci, questa è la scuola di oggi. Mamma mia. Quindi vi dicevo, sono andato via anche perché mi sono trovato oramai di fronte a questa situazione. Pensando bene di proseguire
mio inno alla libertà attraverso questa radio che mi permette di celebrarlo nella maniera che ritengo più giusta io, ma che è comunque consona, ne sono convinto, con la maggioranza delle nostre trasmissioni e con la stessa ispirazione di chi dirige la radio. Ma tutta questa vicenda è esemplificativa anche di qualcosa d'altro, insomma di una longa manus che si sta insinuando nella scuola, guidata da forze che non sono soltanto interne al Parlamento e alla dialettica politica italiana, ma che evidentemente vengono da fuori. Sono insufflate da chi ha tutto l'interesse, appunto, di attuare fino in fondo la famosa conquista che vi dicevo, che evidentemente è una conquista delle anime, dei territori, delle scuole, fino in fondo naturalmente, no? E quando, devo dire, sentivo anche il mio preside, no? Inneggiare entusiasta al sindaco di Riace, che secondo me supera in sfacciataggini i due bronzi che gli sono stati ritrovati vicino, antichi, che vuole accogliere a tutto spiano, no? O altri personaggi appartenenti a quel mondo lì, ecco appunto anche lì una forma di nausea che coglie evidentemente chi ha a cuore veramente la nostra civiltà, le nostre tradizioni. Attenzione poi, perché la nostra civiltà, nessuno nega, abbia prodotto una serie di comportamenti abusivi, ci mancherebbe altro. Però tutti i comportamenti abusivi che ha prodotto l'Occidente potrebbero rivelarsi un peccatuccio, un'inezia di peccato rispetto a quello che potrebbe succedere nel futuro. Certo, lo stesso mondo politico è cambiato, ma è cambiato perché il mondo è cambiato. E nel Novecento una struttura integrata e salva di valori che ora non vengono più condivisi. Non vengono condivisi perché c'è un'idra di Lerna spaventosa che occupa posizioni della scuola, della magistratura, della politica e purtroppo anche del giornalismo, che vuole la distruzione reale dell'Occidente. Muoia Sansone con tutti i filistei, questo è il loro ragionamento. E quando sarà morto l'Occidente, loro pensano di riuscire a salvarsi e a diventare gli artefici di quel mondo farlocco, fasullo, impossibile, realmente puzzone che c'hanno nella testa. Ma attenzione, come insegna lo stesso libro da Pellicciari, chi predica zizzania raccoglie tempesta, e loro stessi potrebbero essere travolti dal naufragio dell'Occidente e dalla definitiva vittoria di forze, ispirazioni, idee, valori che sono la mortificazione della loro stessa dignità. Sarebbe banale, banale oramai, penso, non degno di una tradizione stessa di cultura, dire che c'è una palese contraddizione fra i diritti LGBT e diciamo la progressiva diffusione dei dettami del mondo islamico.
è banale, però non saranno banali i risultati, perché potrebbero significare ulteriore violenza che, appunto, come vi dicevo prima, non è più soltanto una violenza morale come era ritornata a essere, ma ritorna come violenza effettivamente fisica. Quindi la scuola sta vivendo, secondo me, un periodo cupo, laddove appunto chi ha alcune idee è una stretta minoranza, le nostre idee è una stretta minoranza oramai, e deve accettare, diciamo, il diktat dell'informazia di sinistra sovietica, post-sovietica, tardo-sovietica, che oramai ha sposato il mondo di ispirazione islamica, attuando quello che appunto viene chiamato islamo-marxismo e islamo-guscismo, che è un mostro a due teste che si mangiano l'una con l'altra, ma che viene presentata come unica alternativa alla libertà, alla dignità effettiva dell'Occidente, come unica possibilità di riuscire ad attuare una reale democrazia. Tutto questo è spaventoso ed è degno di alcuni film di Dario Argento, nella misura in cui riappaiono dei morti viventi che pensavamo di avere distrutto, degli zombie. Tutto questo ci riconduce appunto alla necessità di riuscire a salvare il salvabile attraverso tutta una serie di proposte che possono essere una riforma scolastica, che possono essere già appunto in parte si sta pensando e attuando a questo da parte del Ministro dell'Istruzione, ma più in generale attraverso un'alleanza di forze che credono in certi valori di libertà e che passano attraverso appunto giornalismo, un nuovo assetto della magistratura, tutta una serie di altre scelte che stanno in bilico fra formazione e informazione. Formazione e informazione, certamente, perché la formazione si basa su un'informazione adeguata. Molto spesso vengono taciuti fatti che sono rilevanti, cioè l'ho già detto, ma appunto se io non sento più al telegiornale la notizia del tal personaggio di seconda generazione che accoltella, io non ho la visione della reale consistenza delle cose. E tutto questo è qualcosa di veramente terribile, è qualcosa che appartiene veramente a un nuovo fascismo, che è quello là che vi ho appena detto, che viene da Oriente, questo fascismone qua. Quindi attenzione, siamo qui per combattere. Il comiatino che ho scritto nel promo è proprio quello di riuscire a riflettere quest'estate. Poi va bene, nella trasmissione di cultura popolare ci sarò ancora con la mia voce lunedì, ma il comiatino della trasmissione Cultura e Arte e oltre a quella di andare a visitare le mostre che preferite. Ma l'arte non è una divagazione, l'arte, la nostra arte, l'arte classica, l'arte rinascimentale, l'arte moderna, l'arte contemporanea, anche contemporanea, è comunque il frutto del pensiero occidentale. Anche l'arte contemporanea più strana, bislacca, è sempre il frutto meraviglioso del pensiero occidentale. Quindi le mostre sicuramente, scegliete voi secondo i vostri gusti, inutile che vi dia delle direttive, ve le ho già date in passato. Ma a parte e oltre questo, sotto l'ombrellone o lungo il sentiero di montagna, quello appunto di pensare e riflettere come combattere, come attuare la strategia giusta per riuscire a difendersi rispetto a queste tematiche che sono diventate bollenti, come
il caldo di questi giorni. E quindi questa situazione è una situazione difficile, è una situazione che va oltre le apparenze dei giochi internazionali di geopolitica che possono riguardare le guerre. Sì, pagine tristissime e molto dolorose anche per le nostre tasche, ma pensate a quel futuro che vi ho fatto immaginare, che dolori, che miserie, che tristezze, che deprivazioni, che depravazioni potrebbe comportare. Questo è lo stimolo dell'estate 2026, quello di riuscire in qualche modo a pensare di salvare se stessi, i nostri figli, i nostri nipoti e il nostro futuro. Salvarlo in nome di quei valori, di quella libertà che noi abbiamo, nella quale noi abbiamo sempre effettivamente creduto. Certo, qualcuno diceva anche ieri nella bella manifestazione che c'è stata in Sala Miglio, in via Bellerio, qualcuno diceva appunto, ma la cultura è libertà, come fa a esistere una cultura senza libertà? Qui non solo, io aggiungo la massima espressione della libertà è la cultura, ma loro, loro signori, questa libertà la vogliono affossare, perché non credono nella cultura, credono in qualcosa che si oppone alla vera cultura, alla vera arte, alla vera manifestazione delle idee, manifestazione libera delle idee. Sono il nuovo frutto del nuovo millennio di istanze che si erano appalesate nell'ultimo secolo con dittatori spaventosi, dittatori di destra e di sinistra, neri e rossi, ma paradossalmente quelli lo facevano a tanti verbi. Adesso qualcuno insinua a portare avanti la nuova volontà di dittatura e di omicidio del pensiero in maniera strisciante, vermicola, viscida, puteolente. Ringrazio Natalia e ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato e soprattutto pensieri dolenti come una preghiera. La città che è riuscita nel mondo a manifestare il più alto grado di libertà. Risorgano, Venezia risorga per sempre. A risentirci. Avete ascoltato